Ben trovati sportivi di Penalty, tutte le domeniche in diretta a partire dalle 18:30 sul canale 78 di Gold 78. Ben ritrovati per una nuova puntata sul calcio dilettantistico. Naturalmente, come al solito, spazieremo dal campionato di Serie D sino ai 4 gironi del campionato di prima categoria. Vado subito a salutare naturalmente i nostri ospiti che oggi ci terranno compagnia, il direttore sportivo del Città di Scordia, Aldo Bufalino. Buonasera. Salve Aldo, ben trovato. Oggi non è andata malissimo, dai. No, non ci possiamo lamentare. Benissimo. E a farci compagnia anche in questa puntata numero 5 di Penalty, mister Alessandro Marino. Ciao Alessandro, ben trovato. Buonasera Ettore. In questo momento alleni i giovani. Sì. E le soddisfazioni secondo me sono molto di più. Mi sono ritrovato un'altra volta a fare i giovani dopo 10-12 anni che non li bazzicavo più, però sono contento così. Benissimo, benissimo. Tra poco ci parlerai anche chiaramente di questa tua esperienza, anche se credo insomma che qualche panchina tra promozione ed eccellenza probabilmente ci potrebbe anche stare per la prossima stagione. Ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo, benissimo. Allora, voglio ricordare a tutti i fedelissimi di Penalty che come al solito al termine della nostra trasmissione ci sarà lo spazio dedicato ai campioni di Penalty. State già guardando le fotografie di colui che sarà il protagonista di questa puntata, ovvero lo straordinario Zico. Vi ricordo a partire dalle 20 sino alle 20:30 nella parte conclusiva di Penalty, appunto con le straordinarie gesta e meraviglie di Zico, il grande campione Zico. Parliamo adesso del campionato di Serie D, subito i risultati con la relativa classifica. Aciriale Città di Messina 2-2, Bari batte Nocerina 4-0, Cittanovese batte Portici 2-1, Castrovillari batte Locri 2-1, Palmese batte Marsala 2-0, Messina Troina 2-2, vittoria dell'Egea Virtus in casa del Rotonda per 2-1, vittoria della San Cataldese 3-1 con il Roccella ed infine crollo del Gela a Torre del Greco contro la Turris per 5-1. Una classifica che vede come al solito trionfare sempre di più la squadra pugliese del Bari in testa infatti con 33 punti, 27 per la Turris, 22 punti per Palmese, Nocerina e Marsala, 20 punti il Gela Calcio, 18 per la San Cataldese con la compagine Campana dei Portici, 17 per Castrovillari e Cittanovese insieme all'Ocri, 15 punti per il Troina, 14 per il Città di Aciriale, 13 per il Roccella con il Città di Messina ed infine chiudono i Gea Virtus e Messina con 9 punti e il Rotonda con 6 punti. Si giocherà naturalmente anche domenica prossima, sarà la 14ª giornata, eccolo qua il tabellino: Castrovillari Aciriale, Città di Messina Turris, Gela Marsala, Gea Virtus Locri, Nocerina Messina, Palmese Cittanovese, Portici Bari ed infine Roccella contro il Rotonda e il Troina contro la San Cataldese. Allora, cosa dire di questo girone I del campionato di Serie D? La battuta la facciamo subito con i nostri due ospiti e mi sembra giusto parlare a questo punto ancora di più del Bari. Guardiamo anche delle immagini di sottofondo. Aldo Bufalino, questo Bari che non c'entra assolutamente niente con questo campionato di Serie D, continua a vincere e vincere alla grande e oltre a vincere convince. Beh, l'hai detto tu stesso, non c'entra niente con questo campionato. Salirà molto presto nelle zone che gli competono a loro. Campionato che... Beh, potevano anche inserirlo per esempio in qualche altro girone, avrebbe fatto sicuramente piacere avere questa possibilità di incontrare una squadra meno forte. Ma Bari non lo scopriamo adesso, Bari è una piazza molto ambiziosa e ambita da tutti. Ho capito. È un campionato anomalo per lui. Questo vuol dire che già dalla prossima stagione il Bari partirà in pole position anche in Lega Pro, perché probabilmente con questa squadra qualche piccolo aggiustamento e poi via anche per disputare un campionato di vertice in Lega Pro. Sarà protagonista anche là, assolutamente. Ho capito. E Alessandro, invece il tuo parere su questo Bari? Per me il Bari vincerà il campionato, però come tu dicevi poco fa, se non c'era il Bari ma c'è la Turris. È vero, c'è la Turris. Anche se all'inizio la Nocerina sembrava la squadra un po' più... La Nocerina ogni anno parte forte e poi piano piano si perde. Comunque la Turris, se guardi bene la classifica, gli hanno tolto quei 2 punti, però era lì. Così ora avrebbe avuto 29 con 33. Adesso certo. non lo so, sai, ancora il campionato, sì, il Bari ha una buona squadra, però tenere sott'occhio anche la Turris, perché sai, il campionato è lungo, i campionati si vincono a gennaio-febbraio.
È non si vero. vincono prima. Palmese che vince a Marsala, e questo Marsala ha uno stop in classifica perché rimane sempre nella zona altissima, però insomma perdere quei punti in casa non è stato bello. Il Marsala secondo me sta attraversando un periodo di non continuità, perché Ecco, sì. il discorso, diciamo, se è una squadra sicuramente questa sarà attrezzata magari per fare i playoff, però è anche vero che se non hai continuità perderai anche i posti per fare i playoff. È vero, specialmente ed è poi quando brutta giochi in questa casa, cosa, ed è brutta. in casa normalmente dovresti fare punti sempre. Beh, vedremo cosa succederà a partire dalla prossima settimana. Voltiamo pagina perché dobbiamo parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Abbiamo subito il tabellino per quanto riguarda i risultati del girone A. Oggi si è giocata la 13ª giornata. Alba Alcamo batte Mussomeli 2-0, vittoria del CUS Palermo 4-0 con lo Sport Club Marsala, 7-0 del Canicattì con il Castellammare, Licata che pareggia in casa con il Città di Sant'Agata, vittoria del Mazzara 1-0 con la Parmonval, rinviata per impraticabilità di campo Nuova Caccamo Pro Favara, Partinico Audace con il Geraci giocano alle 18:30 ed infine vittoria fuori casa della Dattilo Noir con il Castelbuono per 4-1. In classifica un altro ennesimo cambiamento in vetta perché il Licata, pareggiando lo scontro contro il Città di Sant'Agata, dà la possibilità al Canicattì di balzare da solo appunto al primo posto. Canicattì con 32 punti, 31 per il Licata, 27 per il Città di Sant'Agata, 25 per il Mazzara, 23 per il Dattilo Noir, 21 Parmonval e Alba Alcamo, 18 il Geraci, CUS Palermo con Marsala e Mussomeli 14 punti, 13 per il Castellammare, 12 per il Pro Favara, 9 punti Partinico Audace, 7 per la Nuova Caccamo e Castelbuono 3 punti. È chiaro che mancano anche appunto alcuni risultati per i vari motivi che abbiamo già detto prima, rinviata la partita della Nuova Caccamo e la partita del Geraci che inizia alle 18:30. Prossimo turno, anche per domenica prossima partite molto interessanti: Castellammare CUS Palermo, Città di Sant'Agata Mazzara, Dattilo Noir Partinico Audace, Geraci Canicattì, Licata Pro Favara, Mussomeli Castelbuono, Parmonval Alba Alcamo ed infine Sport Club Marsala che giocherà con la Nuova Caccamo. Prima di iniziare a chiacchierare con i nostri ospiti, guardiamoci il servizio della vittoria del CUS Palermo 4-0 nei confronti di un Marsala che, da quello che si dice in giro, forse ha smobilitato. Guardiamo il servizio. Il CUS Palermo batte 4-0 uno Sporting Club Marsala molto rimaneggiato in una nuova transizione societaria, quindi una settimana un po' così. Il CUS comunque doveva vincere e lo ha fatto. Subito al primo minuto, prima palo di Riccobono, poi Pirrotta a un passo dal gol. Al terzo, un minuto dopo, Spagnolo commette un errore su un rinvio. Riccobono può andare alla battuta, la palla colpisce il palo e quindi Pirrotta trova anche lui il palo e poi la rete del vantaggio del CUS che la sblocca subito al terzo. I ragazzi di Mister Mutolo la vogliono chiudere sin da subito e ancora, questa volta al settimo minuto su corner di Riccobono, bel colpo di testa di Geraci che la mette in rete. Insomma, viene premiato anche l'impegno di questo ragazzo, anche fuori ruolo qualche volta, viste le assenze si è sacrificato e sempre con grande generosità ha dato il suo contributo. Chiude il primo tempo questa occasione di Riccobono. Nel secondo tempo, primo gol con la maglia del CUS Palermo di Masavud Moro che esulta e guardate come alla Oba Martins, una furia atletica, guardate la potenza con la quale effettua queste capriole. Il solo pensiero farebbe infortunare tutte le persone normali, invece lui le fa 5 e poi viene festeggiato anche dai compagni. Grande rivelazione di questa annata del CUS, ve lo ricordiamo, 2000, originario del Ghana. Al 22esimo parata bella di Spagnolo su Pirrotta che poi come un carro armato al 41esimo di prepotenza, un gol dei suoi, arriva e fa di tutto per calciare, lo fa e trova il gol al 41esimo. Finisce qui la partita, viene chiuso quindi il tabellino. Adesso il CUS va a quota 14, raggiunge proprio il Marsala e il prossimo weekend affronterà in un importantissimo scontro diretto il Castellammare, una partita da preparare con questo cuore e questa determinazione. Importante dunque per il CUS Palermo nei confronti di un Marsala che insomma probabilmente deve rivedere un po' i suoi progetti per quanto riguarda questa stagione 2018-2019. A tal proposito ho al telefono il capitano, almeno sino a qualche settimana fa, capitano del Marsala, ovvero Giovanni Maltese. Giovanni Sellinia, pronto?
Buonasera a tutti. Buonasera Giovanni, ho anticipato che probabilmente a Marsala forse probabilmente bisogna riorganizzare il tutto perché in molti hanno lasciato la squadra, compreso te che andrai a giocare addirittura in prima categoria con il Città di San Vito Lo Capo, ma di questo parleremo dopo. Dammi un'informativa bene o male su questo Marsala che a questo punto della stagione ha tirato i remi in barca, cosa è successo? Allora, ad oggi cosa che ti posso comunicare ufficiale è che noi ieri non siamo andati a giocare per una decisione nostra personale in base che le liste si sono aperte già da ieri, quindi c'era la probabilità che qualcuno si potesse anche fare male. Dato che non abbiamo una società ad oggi effettiva alle spalle, abbiamo preso una decisione di non scendere in campo. Loro si sono organizzati e hanno mandato la Juniores per non prendere il punto di penalizzazione. La cosa che mi fa rabbia è che la società è composta da due presidenti, il signor Luigi Vinci, che ad oggi non ti posso dire che non ha rispettato le cose, ma agli studenti a noi sono stati pagati. Poi per sua decisione ha deciso di lasciare il tutto per i problemi suoi a livello logistici, a livello di tifo, dato che c'è anche il Marsala che milita in interregionale. Sì, è vero, è vero. La squadra è stata affidata alla metà della situazione di Marino, che è un altro presidente, sono tutte e due insieme, hanno il 50% della società, cioè sarebbe il vecchio Paceco dell'anno scorso che è fallito, che è sceso ed è fallito. Insomma tutto questo Giovanni... La chiarezza ad oggi non c'erano le basi Ho capito. per portare avanti questa situazione, abbiamo deciso personalmente io ti parlo dopo tanti sacrifici, spese, tu benissimo lo sai che su certe situazioni anche ho messo la faccia un paio di anni fa. È vero, è vero. Avendo una rosa di ragazzini ho tirato fino a quando poi mentalmente non ce l'ho fatta più, perché devo pensare di risolvere il problema da solo. Da soli non si riesce a fare... Da soli non si riesce sicuramente a fare tutto, quindi anche un po' in un certo senso un cambio a tutti gli effetti anche sul modo di interpretare il pallone, no? Perché scendi dal campionato di eccellenza in prima categoria, vai chiaramente a vivere un'altra realtà. Io ti posso dire che oggi ho giocato, ho dato una mano d'aiuto ai miei compagni oggi, solo che la realtà purtroppo è dura, anche se tu vai a analizzare che qualunque categoria vai a fare, se non ti mentalizzi bene o dalla prima assolutamente, assolutamente, se non entri proprio con lo spirito e la mentalità giusta puoi fare anche brutte figure. Anzi, io ho constatato benissimo oggi la cosa, i ragazzi si sono comportati benissimo, abbiamo vinto 2-0 contro una squadra che era a tre lunghezze da loro. Mi hanno fatto sentire proprio a mio agio, ragazzi che hanno militato come Placido in Serie D, Lega Pro tanti anni fa, che conoscevo. La realtà è dura, però bisogna accettarla, perché io 2 o 3 richieste importanti l'avevo. Per spostarmi da Marsala, però valutando la cosa insieme alla mia famiglia, a 30 anni ho vinto il 9° campionato l'anno scorso e tu lo sai benissimo. Sappiamo bene, sei sempre un protagonista dei penalty Edwards, quindi ho detto basta insomma una scelta di vita, Giovanni, una scelta di vita che secondo me a questo punto ci può anche stare. Sacrifici ti puoi mentalizzare, calare, non c'è magazziniere, hai problemi, bene o male il gruppo è quello che fa la differenza in tutte le categorie del mondo. Va bene. Tu devi andare a fare sacrifici per poi, questo è il risultato. Ci pensi 2 volte. Sei lontano dai certo. tuoi figli, da tua moglie, l'attività la trascuri a volte perché entrando in quel rettangolo di gioco pensi soltanto al pallone che rotola e non nient'altro. Chi ha fame di calcio ha sempre fame. Va bene Giovanni, io ti ringrazio, ti auguro allora a questo punto il buon proseguo per quanto riguarda la tua stagione agonistica. Farò questi 4 mesi qua a San Vito sperando che i ragazzi possano riuscire certo. vincendo magari una promozione.
Beh, noi ce l'auguriamo. Bene, grazie Giovanni Maltese. Allora, alla prossima. Grazie a voi, grazie, buona serata. Grazie a Giovanni Maltese, ex portiere a questo punto del Marsala. Aldo, è la dimostrazione, insomma, che magari uno all'inizio pensa di vivere una stagione tranquilla, a Marsala pensavano così, e invece poi le cose strada facendo sono cambiate, e in questo caso un po' in peggio perché c'è una leggera piccola smobilitazione. Purtroppo sono cose che quest'anno stanno capitando molto di recente. Tipo E ci dispiace questo, ci dispiace, non è calcio questo, purtroppo Assolutamente, fa male al calcio. assolutamente. Alessandro, però è anche vero che, come ha detto Giovanni, a Marsala si vivono due tifoserie, no? Vivono due tifoserie, la squadra che sta in Serie D e la squadra che sta Marsala in mi sta eccellenza. sembrando Gela di qualche anno fa, avevano la squadra in Sì. eccellenza e la squadra in Serie D. Il paese è diviso in due. Allora, quando ci sono due società che militano in due campionati importanti, purtroppo si possono verificare queste cose. E in questo caso sta piangendo quella che va in eccellenza. È che è successo anche a Gela così, Chiaro. con la Juve Terranova, se tu ben ti ricordi. Bisogna unire le forze, bisogna unire le forze, gridiamolo ad alta voce. Poiché Gela è un comune grosso, perciò ha bisogno di una squadra. Ma anche Secondo Marsala me. è un comune grosso, E anche Marsala non è è un capoluogo di provincia, però dico, sappiamo questi- benissimo questi quanta gente va allo comuni stadio. grossi, bisogna che i dirigenti, diciamo, per il bene comune anche del paese, della cittadina, facciano un passo indietro e uniscano le forze È vero. laddove si può. Beh, speriamo che insomma le cose possano resettarsi per bene, in modo che quantomeno il proseguo del campionato possa essere a tutti gli effetti un proseguo sereno e tranquillo, anche proprio per non falsare i risultati di questo girone A del campionato di eccellenza. Una battuta veloce, nel frattempo possono partire alcune immagini delicate, la voglio fare con il direttore Aldo Bufalino. Licata è una bellissima realtà, oggi ha pareggiato, d'accordo, con un bel Città di Sant'Agata, ma il Canicattì è lì, anzi in questo momento addirittura ha sorpassato la squadra di Campanella. Lasciamo perdere il risultato di oggi, stiamo parlando di due grosse squadre blasonate, montate apposta, fatte apposta per ambire al titolo, tutte e due. Chi vedi favorito? Chi vedi favorito tra Licata e Canicattì? Lo so che siamo ancora neanche a metà stagione, però bene o male già. Ma io dico sempre che ora poi inizia a gennaio, inizia un altro tipo di campionato. Perciò ancora oggi si sono aperte le liste, perciò cambierà tutto, vediamo quello che succede. Vediamo cosa succede. E parliamo adesso del girone B del campionato di eccellenza, lo facciamo come al solito con il quadro dei risultati. Oggi si è giocata la giornata numero 13, Camaro batte Atletico Catania 3-0, pareggio tra Città di Scordia e Santa Croce, pareggio anche tra Giarra e Ionica 0-0, Marina di Ragusa batte Città di Rosolini 2-1, pareggio tra Paternò e Milazzo, pareggio anche nel match importantissimo di questa domenica tra Palazzolo e Biancavilla, ed infine vittoria del Terme Vigliatore 1-0 contro il Real Aci. Classifica ancora una volta rivoluzionata, la guardiamo subito perché a questo punto notiamo sicuramente ancora una volta l'ascesa del Camaro, che insieme al Palazzolo a questo punto comanda questo girone B del campionato di eccellenza. 25 punti per la squadra messinese, per la squadra siracusana, 22 per il Marina di Ragusa con il Biancavilla, 21 per il Terme Vigliatore, 20 per il Paternò e il Milazzo con il Santa Croce, 15 punti per il Città di Scordia, 14 per il Giarre, 12 per la Ionica, 11 Atletico Catania, 10 punti per il Catania San Pio, 7 per il Città di Rosolini ed infine chiude il Real Aci con 4 punti. Prossima settimana sarà la 14ª giornata, si giocherà domenica chiaramente 9 dicembre, Atletico Catania Giarre, Biancavilla Terme Vigliatore, questo è un big match, Città di Rosolini Palazzolo, Ionica Paternò, Marina di Ragusa Santa Croce, Real Aci Catania San Pio X ed infine Milazzo Città di Scordia con il Camaro che riposerà. A questo punto cosa dire? Sicuramente intanto possono già partire le immagini del Terme Vigliatore che vince in casa contro il Real Aci, e a tal proposito ringrazio Paolo Munafò che tra poco sentiremo. Su questa partita sottolineiamo questo Terme Vigliatore. Aldo Bufalino, Terme Vigliatore che è stato ripescato, si è organizzato, devo dire, in maniera notevole.
un presidente vulcanico soprattutto, certamente non una grande struttura dal punto di vista insomma, di campo e spogliatoi, però è anche vero che tenterà l'ascesa anche nel campionato di Serie D quest'anno. Va bene, Che ne pensi? Il nostro campionato c'è, il nostro girone rispetto all'altro diciamo che è più equilibrato. Come ho detto prima, a gennaio inizierà un altro tipo di campionato per tutte le squadre. Per tutte le squadre sottolineiamo. Certo, sottolineiamo per tutte le squadre. Metto nel mezzo anche lo stesso Scordia, non perché se noi andiamo a vedere tra lo Scordia e la prima in classifica ci sono 10 punti. 10 Guarda, punti... sullo Scordia poi faremo una discussione a parte. No, Voglio sentire per il tuo dire- parere proprio specificatamente sul Terme Vigliatore però. Terme Vigliatore... Che voi avete già incontrato. Sì, abbiamo vinto. Avete vinto, sì. Certo. Terme Vigliatore è un'ottima squadra, sta facendo bene, specialmente da ripescata, diciamo. Sì. Molto Un posto nei playoff secondo te organizzata. è garantito, è fattibile? Non Oppure credo. ancora bisogna aspettare un po'? Dobbiamo aspettare specialmente il mercato per parlare di playoff per quanto riguarda il Terme Vigliatore. Non me ne vogliono male, però è un po' prestino. È un po' prestino, mentre forse è un po' già tardi per il Real Aci per recuperare forse qualche posizione. Alessandro, perché insomma questo Real Aci ultimo in classifica... 4 punti sono pochini. sono un po' pochi, però ho visto adesso le immagini, onestamente la palla per me è fuori, giusto? Va bene. Devo essere obiettivo. Certo, però beh, chiaro. Terme Vigliatore è una squadra, diciamo, la sorpresa di questo girone alla fine. Devo dire che fare il risultato là non è facile. Non è mai facile, non è mai perché l'anno facile. scorso mi ricordo che ci siamo andati noi col fiume freddo in promozione. Abbiamo Sì. perso. È una società vogliosa, certamente la struttura non è eccelsa, però è anche vero che ha dei numeri. Forse è l'unico campo della zona di Messina dove ancora è così. È vero, uno dei pochi, uno dei pochi, A è vero, perché differenza- poi tutto il resto a sono quasi differenza sul qua, sintetico. dalle nostre parti. Beh, guarda Alessandro, su questo dovremmo aprire un, No, ma io ho fatto un discorso lungo. E comunque, come diceva il direttore, ancora è presto, giusto? Perché queste squadre magari partono forte all'inizio, magari come neopromossi, chiamatele Certo. come volete, sai, per fare punti subito e magari Attenzione per perché dopo... in questo momento però 21 punti sembrano Sì, fanno- pochi, ma non allora, sono neanche tanti. È anche vero che i risultati fanno entusiasmo. Chiaro. Vedremo cosa succederà. Io adesso ho in collegamento Paolo Bunafò, che è proprio un giornalista messinese che conosce sicuramente molto bene la realtà delle squadre eccellenza e promozione, nonché di prima categoria. Voglio sentire un po' il suo parere su questa stagione delle squadre messinesi. Pronto Paolo? Pronto Ettore, buonasera. Buonasera Paolo. Allora, senti, carissimo Paolo, la situazione delle squadre messinesi non è messa male, tra eccellenza, promozione, prima categoria, c'è grande entusiasmo e anche dei numeri importanti. Assolutamente, se vediamo già dall'eccellenza, la classifica parla chiaro, il Terme Vigliatore da matricola, Non dimentichiamo il Camaro. assolutamente. Sono partito da Terme perché è la realtà più vicina a me. Sì, è vero. Stavo per arrivare proprio in alto. Il Camaro che assolutamente sta dimostrando ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno di dimostrarlo, che è davvero una società importante con tanti anni di campionati importanti, con gente sicuramente valida che Chiaro. sa fare bene il suo lavoro, e col tempo adesso stanno venendo fuori tutti questi risultati, a partire in ultimo l'impianto sportivo del Marullo. Meraviglioso, Gioiello, spettacolare, come dice qua Occhiello anche per il queste direttore. categorie. Senti, nel campionato di promozione invece chi è insomma, che ti sta particolarmente colpendo per quanto riguarda questa stagione? Guarda, io devo essere sincero, qui noi da queste parti purtroppo seguiamo poco il girone che va sul catanese. Sì. E anche se ci sono delle realtà che sono vicino a noi, come l'Academy Milazzo, Sì. Villafranca, queste che comunque non stanno facendo malissimo. Ovviamente sono delle società, Diciamo che non sono società sono al partite- vertice in questo momento. non sono al vertice, però sono partite con
con un budget ridotto e quindi hanno l'intenzione soltanto di andare a fare un campionato tranquillo per poter centrare una salvezza dignitosa. Questo è quanto. Per quanto riguarda la prima categoria? Prima categoria mi trovi molto preparato sul girone C, meno su quello D dove conosciamo. le vestite vanno a combattere da quelle parti. Anche da quella parte Tromende, Non Sport, Atletico Messina, sono tutte società che comunque aspirano ad andare in promozione. Tutte le altre, diciamo, le messi medi hanno soltanto l'intenzione di fare un dignitoso campionato, divertirsi e portare a casa una stagione che poi non crei problemi con le persone, una cosetta tranquilla, divertirsi, perché poi alla fine queste società lanciano tantissimi giovani, provano a fare economia, puntando molto sul settore giovanile. Quindi. Vedremo allora cosa succederà con il proseguo delle settimane. Caro Paolo, ti ringrazio per il quadro completo che hai dato qui a Penalty, dal campionato di eccellenza sino alla prima categoria. Ti auguriamo buon lavoro e speriamo di vederci prestissimo anche qui direttamente a Penalty. Con piacere. Grazie. Buona serata. Grazie a Paolo Munafò da Messina. Ha detto bene il discorso riguardante la straordinaria struttura del Camaro, meravigliosa. Siamo andati in Coppa Italia a Camaro, è una struttura pazzesca, bellissima. È vero. Abbiamo delle immagini dello Scordia, perché dobbiamo parlare di questo Scordia, no? Per la felicità del suo direttore generale Aldo Bufalino. Scordia molto predisposto a cambiare oppure ancora a vivere con lo stesso gruppo? Qualche miglioria ci sarà sicuramente, no? Sì, stiamo già lavorando, siamo entrati nel mercato, vediamo cosa succede in questi giorni, sia in entrata qualche anticipazione? Nulla? Ci No, sono stati dei contatti? Sì, i contatti ci sono, fino a poco fa ho avuto contatti. Ah, bene. Non è questo il problema, non mancano i contatti. Oggi c'è stato il primo rinforzo, è venuto Di Stefano, ex Palazzolo, e ha fatto il suo esordio anche lui in campionato, ha dato il suo contributo. Bene, allora aspetteremo qualche notizia nelle prossime giornate, perché qualche aggiustamento probabilmente sarà quasi, non dico obbligatorio, però necessario. Obbligatorio e necessario, perché la rosa è troppo ristretta, perché se noi andiamo a vedere che abbiamo fatto 7-8 partite in 18 giorni, forse neanche la Juve. È vero, quando si giocano troppe partite ravvicinate, tenendo presente che sono soltanto dei giocatori dilettanti, le difficoltà esistono. Esistono. Abbiamo alcune immagini della partita tra Palazzolo e Biancavilla. Alessandro, Biancavilla che è andato a pareggiare insomma in un campo difficilissimo qual è quello del Palazzolo, addirittura c'è stato un rigore sbagliato da parte della squadra del Biancavilla. Questo Palazzolo che succede? È soltanto un attimo di smarrimento oppure questo Biancavilla è da prendere sul serio? Questo sta a significare quello che ha detto il direttore, questo è un girone abbastanza equilibrato, dalla prima alla settima all'ottava sono lì. Se vai a esaminare la classifica, come diceva lui, la squadra che sta a metà classifica è a 10 punti dalla prima, mentre nel girone A, se ci fai caso, sono solo 3 le squadre che ambiscono al risultato finale. Con la città di Palermo che ha 14 punti, potenzialmente hanno 18 punti di differenza. Quindi non è scusa anche che qualcuno non farà i playoff. Mentre la testa della classifica generale è 32 con 31, qui partono da 20. Sulla ventina, 25, insomma, è un altro girone. Qui c'è il rigore sbagliato da parte del Biancavilla. Questo Biancavilla è da prendere sul serio, secondo me. Non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo, perché ultimamente insomma, i risultati sono dalla sua. Anche perché l'anno scorso ha fatto anche un buon campionato. Nella prima parte. Nella seconda parte un pochettino c'è stato un pochettino di risultati discontinui, però è rimasta sempre lì. E viene da una stagione, diciamo, allora, importante. Facciamo una cosa, così per chiudere un pochettino tutto il discorso del campionato di eccellenza, voglio parlare ancora di questo girone B e vi chiedo un pronostico finale. Lo so che in questo caso il direttore è un po' parte interessata, tu sei un po' meno interessato, secondo te
A questo punto della stagione, lo so che siamo ancora troppo, Io troppo io te vicini. lo sparo, te la sparo lì, il E Palazzolo. vai, Palazzolo. Quindi il Palazzolo in questo momento, secondo te, è quello che... E poi per cuore, per un amico mio carissimo, lo Scordino fa i playoff. Perché c'è quel direttore. No, lasciando stare il direttore. Allora, Per il mister. Biancavilla playoff? Sì, sì. Mentre invece a questo punto il direttore bufalino del Città di Scordia come vede un suo pronostico personale? Pronostico personale. Parliamo delle 3 squadre No, più... no, non parliamo dei playoff, parliamo di quelli che potenzialmente possono vincere direttamente il girone. Sì, appunto, stavo dicendo Palazzolo, Biancavilla e... Me ne stai dando 3 allora, non me li dai? Non mi No, dai un nome secco, no, una squadra secco secca? no, Troppo ancora è presto, ancora è immatura presto. ancora la cosa. Va bene, allora abbiamo capito che Alessandro Marino punta tutto sul Palazzolo, mentre il direttore insomma ha messo 3 nomination. Palazzolo, Biancavilla e Paternò. Il Camaro in testa nessuno... No, allora, sorprendentemente io mi nessuno ne posso... parla. Allora, il Camaro per tradizione è una squadra che ha delle tradizioni in questo torneo, giusto, vero. di eccellenza. Sì, perciò- ogni Tra anno, l'altro il diciamo, settore si giovanile è riconferma. meraviglioso. Sì, 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 sicuramente sì. sì. Io ti ho dato il Palazzolo perché ho questa sensazione soltanto, ma il girone è talmente equilibrato, perché se tu pensi... Però me l'avete sottovalutato il Camaro. No, io non l'ho sottovalutato. Il girone non te li posso fare tutti i Beh, è giorni. chiaro, è chiaro. È vabbè, anche vero, il però è Camaro anche vero che farà 2 anni fa... sicuramente playoff. È anche, I playoff li farà Sì, sicuro. sì. è anche vero che 2 anni fa, vi ricordate, il Palazzolo non lo dava nessuno vincitore E poi del vinse campionato. il Era molto campionato. dietro. E poi vinse Dopodiché il a girare di campionato. ritorno non perso un colpo. Erano altri tempi. È strano, è Altri Pippo Strano a vincere il campionato. Va bene, insomma, come avete potuto immaginare, nel frattempo abbiamo appunto qui alcune immagini di questo Palazzolo sorprendente. Questo girone B, a detta anche giustamente dei nostri ospiti, è quello molto molto più intenso rispetto al girone A. Saranno molte le squadre che si contenderanno la vittoria finale e poi ci sarà la battaglia dei playoff, quindi insomma ve li racconteremo come al solito noi di penalty. Penalty che si ferma qui per quanto riguarda questa sua prima parte. Tra poco, dopo la pubblicità, rientreremo e parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione e dei 4 gironi del campionato di prima categoria. Rimanete con noi, a tra poco. Stroll down the runway, another payday, cover of magazine. And when they see me, they wanna be me. I am the fantasy. Cover girl, put the bass in your walk. Head to toe, let your whole body talk. Cover girl, put the bass in your walk. Head to toe, let your whole body talk. Bump and bump it, bump it and bump it, bump and bump it. Bump it and bump it, bump and bump it, bump it and bump it, bump and bump it, bump it and bump it. Cover girl, put the bass in your walk. Head to toe, let your whole body talk. Cover girl, put the bass in your walk. Head to toe, let your whole body talk. Walk, now walk, walk, now walk. And what? Parliamo del campionato di promozione e a questo punto subito il tabellino di questa 13ª giornata. Parliamo del girone A, eccolo qua. Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Albatros Lercara 1-0, Balestrate batte Camarat 2-0, Casteltermini batte Villabate 4-0, Folgore batte Vallelunga 4-1, Don Carlo Missilmeri batte Gattopardo 4-1, vittoria della Libertas 2010 per 2-0 con il Vis Borgo Nuovo, pareggio tra Monreale e Olimpica Agragas 2-2 ed infine vittoria del Salemi 4-0 con il Don Bosco Partinico. Sottolineiamo anche che a questo punto in classifica il Salemi allunga leggermente, 31 punti, 29 per il Missilmeri con l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 26 punti per il Monreale, 23 per il Casteltermini, 20 punti per l'Albatros Lercara insieme all'Acragas, 18 per Don Bosco Partinico e Vallelunga, 16 per la Folgore, 14 per
Balestrate, 13 per Libertas 2010 con il Gattopardo, 11 punti per il Camarat, 10 per il Villabarte ed infine 3 punti per il Vis Borgo Nuovo. Questo girone A è un girone A importante perché la realtà di Agrigento che ritorna in campo con una nuova società che si chiama Olimpica Akragas, una società che nasce dopo il disfacimento della squadra che sino a qualche anno fa militava in Lega Pro. Voglio sentire a questo punto il futuro di questa società e a tal proposito abbiamo un servizio. Giovanni Amico, presidente dell'Akragas. Oggi ha da comunicare delle novità societarie? Sì, noi in questa settimana abbiamo definito il percorso che avevamo annunciato qualche giorno fa, per cui entreranno nell'associazione alcuni noti tifosi e professionisti agrigentini. Parliamo del professore Gucciardo, parliamo di Enzo Nocera, dell'avvocato Tano Leonardi, e di qualche altro che in questa fase, del dottore Fuschino, e di qualche altro che in questa fase è, sta decidendo se entrare e in che termini. Queste sono per me adesioni importanti perché testimoniano il fatto che il messaggio di coinvolgere la città prima ancora di una società, prima ancora che la società abbia un suo presidente, una sua leadership dal punto di vista economico, è per me il presupposto di un buon esito di questo progetto. Cosa prevede questo ingresso dei nuovi soci? Cosa porterà di fatto alla società? Nuovi capitali o semplicemente dei nuovi dirigenti? Insomma? In questa fase porterà sicuramente nuovi dirigenti e un messaggio, un segnale che questa squadra è una squadra che nasce dal basso, dai tifosi, nasce da quelli che vogliono dare una mano per portare ad Agrigento un progetto sportivo nuovo che sia sempre targato Akragas. È chiaro che è un presupposto importante anche nel segno dell'attrazione di possibili e potenziali investitori, perché come sempre dico io mi sforzo di far passare il messaggio che l'Akragas in questa categoria ci sta scomoda, però è chiaro che qualsiasi crescita, qualsiasi percorso di crescita di questa società passa dalla condivisione di tutta la città. Allo stadio di Agrigento oggi anche il sindaco Lillo Firetto, oggi il presidente Giovanni Amico ha comunicato di fatto ufficialmente l'ingresso di nuovi soci che sono dei tifosi prima di tutto, un tentativo anche di attrarre nuovi investitori possibilmente. Intanto la gratitudine da tifoso dell'Akragas a Giovanni Amico per l'impegno che ha svolto sia nella fase in cui è stato assessore, nella fase finale in cui abbiamo vissuto la crisi profonda in cui è piombato il calcio agrigentino. Questo è un nuovo cominciamento che mi auguro possa trovare l'occasione per far sentire un grande spirito di corpo nella tifoseria, soprattutto nella città, che abbiamo a più riprese tentato di stimolare verso un atto di generosità collettivo verso i colori biancocelesti, e però questo segno di generosità tarda ad arrivare. Mi auguro e non smetto di sperare che questo accada, però intanto questo nuovo cominciamento sta facendo ben sperare. Il futuro lo disegneremo tutti noi, tutti i tifosi, tutti quelli che amiamo l'Akragas. Non mi sembra un futuro incerto quello di Agrigento, quindi vedremo cosa succederà già dalle prossime settimane. Ho in linea l'allenatore dell'Olimpica Akragas, Giovanni Falsone. Giovanni, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a voi. Allora Giovanni, un Akragas che comunque solo come nome già ha un impatto fortissimo per la categoria. Sei ritornato di nuovo in sella ad una squadra con un obiettivo importantissimo, sia personale ma in questo caso anche societario. Quale sarà questo futuro dell'Akragas a questo punto della stagione, con dicembre che ormai insomma darà la possibilità anche di qualche aggiustamento? È vero che è una nobile decaduta, però noi inizialmente
insieme a alcuni dirigenti dall'inizio, Amico, Ciccio Nobile, Maurizio e qualche altro, siamo riusciti in pochi giorni a comporre una squadra. Chiaramente abbiamo preso tutto quello che c'era in giro, andando a prendere anche qualche giocatore amico, magari qualcuno come Bellavia non voleva giocare più, però si è messo a disposizione. Abbiamo aspettato un po' di tempo perché credo che da domani ci saranno dei cambiamenti, delle novità a livello societario, dove andremo sicuramente a rinforzare questa rosa, che diciamo che fino ad ora ha fatto tantissimo. Mi preme dire comunque che finora siamo stati bene, ma molto bene, non ci è mancato niente, la società è stata all'altezza della situazione. Certo, guardando la Purtroppo, classifica, sì. Giovanni, dicevo, guardando la classifica, insomma, il distacco è considerevole. Certamente adesso inizia una nuova stagione, un nuovo campionato per tutti, anche per voi, ma i punti sono tanti. Dovrai fare un altro secondo miracolo dopo quello di Nicatti di un paio di anni fa. Sì, Ettore, effettivamente è così. Io mi aspettavo anche questa settimana di prendere qualcuno, però aspettiamo l'ingresso dei nuovi soci o della nuova proprietà che sicuramente ci darà la possibilità di poter andare avanti. Senti, per chiudere questo collegamento, una battuta secca. È una stagione anche che per te vale un po' di rivalsa nei confronti di qualcheduno che forse non ha creduto in te e alle tue qualità? Questo lo dico io però, non è una cattiveria. Sì, no, io ti devo dire una cosa invece. Purtroppo io come allenatore forse non sono l'ideale per alcune società che si vogliono mettere in mostra. E con questo hai detto tutto, Abbiamo lavorato anche insieme noi, tu lo sai, io ci metto la faccia, sì. Voglio dare risultati, i giocatori li voglio scegliere io insieme anche a qualcuno che fa parte della società. Certo. Però sicuramente tu magari volevi parlare del Canicattì, io non sono il tipo di mettermi da parte. E fai bene, io non voglio fare nessun nome, ma è anche vero che è stato un po' sorprendente il fatto che poi non c'è stata una conferma, però ormai è acqua passata. Pensa e sviluppa questo progetto ad Agrigento, perché Agrigento è una piazza ancora più importante di Canicattì. Spero tanto che non mi finisse come in altre società che da zero li ho portati ad essere protagonisti e poi alla fine si dimenticano tutti, però credo questo non succederà. E ne siamo pienamente convinti. Grazie ancora Giovanni Falsone, allenatore dell'Agragas. Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie, dell'Olimpica Agragas, realtà che insomma sappiamo tutti è assolutamente di grande impatto, e per una categoria come quella della promozione è assolutamente sprecata. Vedremo cosa succederà poi con l'arrivo probabile di nuovi acquisti. Subito il girone B del campionato di promozione, velocissimamente i risultati: vittoria della Sant'Angiolese 2-1 con il Casteldaccia, vittoria del Gangi 2-0 con l'Acqua Dolcese, pareggio tra l'Iniziativa e Bagheria, vittoria del Milazzo 6-0 con il Gioiosa, pareggio nel big match tra Acque Dolci e Cefaledium 0-0, pareggio tra Torre Novese e Altofonte, ed infine vittoria del Rocca di Caprileone 3-1 con il Sinagra e del Sant'Anna 4-1 con il Lascari. Velocissimamente la classifica: Cefaledium e Acque Dolci in testa con 29 punti, 26 per il Milazzo, 24 per la Torre Novese, 22 per il Bagheria, 20 per il Sant'Anna, 19 Rocca di Caprileone, Sinagra e Sant'Angiolese, Gangi e Acque Dolcese con 18, 14 per l'Iniziativa, 13 per il Casteldaccia ed infine 8 punti per Altofonte e Lascari e 4 punti per la Gioiosa. Voglio spendere 20 secondi e su questo voglio parlare con il direttore Bufalino per Cefaledium e Acque Dolci, che sono due realtà che si stanno battagliando per la vittoria finale. Cefaledium ha una tradizione praticamente immensa. Sarà dura per tutti, soprattutto per la squadra che insegue, in questo caso l'Acque Dolci. Sì, ho visto la classifica, una classifica, diciamo, un campionato molto equilibrato anche questo. E c'è il Milazzo che attende, Sì, molto corta. Sono tutti lì a giocarsela, 2, 3, 4 punti.
Cioè, come una, diciamo, sbaglia è pronta c'è subito a l'altro. subentrare, e sarà veramente una dura battaglia per tutta la parte insomma, finale di questo girone d'andata. Certamente questo Milazzo che incalza è sicuramente da prendere in considerazione. Voltiamo pagina, adesso il campionato di promozione, però il girone C con i risultati: Carlentini batte Città di Misterbianco 1-0, Ciclope Bronte batte Academy San Filippo 4-1, Città di Mascalucia batte Torregrotta 3-2, Aci Sant'Antonio batte Gescal 5-1, Sporting Pedara batte Giardini Naxos 1-0, Acicatena batte Motta Sant'Anastasia 4-0, pareggio tra Sporting Viagrande e Sporting Taormina 1-1 e vittoria del Villafranca a tavolino perché l'Atletico Fiumefreddo non si è presentato, vittoria per 3-0. In classifica molto corta soprattutto nella zona alta, tra Acicatena e Sporting Pedara la differenza è solo di un punto. Acicatena 30 punti, 29 per lo Sporting Pedara, 25 per Carlentini e Città di Mascalucia, 24 Aci Sant'Antonio, 21 Ciclope Bronte e Giardini Naxos, 20 punti per lo Sporting Taormina, 19 Città di Misterbianco, 17 Villafranca, 16 Sporting Viagrande, 11 punti per il Motta, 10 punti infine per l'Academy San Filippo e il Gescal, 8 punti per il Torregrotta ed infine chiude l'Atletico Fiumefreddo con 2 punti. Ho da farvi vedere subito la vittoria sonante della Acicatena a Motta per 4-0. 13ª giornata di promozione C, Motta caccia di riscatto, reduce da 2 KO consecutivi. Ospite l'Acicatena capolista, reduce da un mercoledì che ha certificato l'avvicinamento dello Sporting Pedara a una sola lunghezza. Padroni di casa in maglia gialla per l'occasione, dovere di ospitalità. Per 27 minuti taccuino del cronista in bianco, ampie fasi di studio, si gioca per lo più a centrocampo. Qui un lampo prova a illuminare il cielo grigio sopra Motta Sant'Anastasia, porta la firma di Messina che manda alto da fuori area. Dall'altra parte un episodio che cambia la gara, Cordova dalla bandierina, si inserisce Raneri che colpisce indisturbato, di testa in corsa, pallone all'angolo, nulla da fare per Sciuto, Acicatena in vantaggio alla prima sortita offensiva del match 1-0, siamo al minuto 27. La reazione del Motta c'è e si fa sentire. Montalto apre su punizione, tuffo di Giordano, clamorosa opportunità per il pareggio, sfera alle stelle. Si ricomincia con una nebbia che a tratti fa vedere poco o nulla e in effetti la partita non regala emozioni. Il Motta si spegne col passare dei minuti, anziché reagire l'Acicatena colpisce sullo stesso cliché di quanto visto in 11 partite e lo fa colpendo i punti deboli dell'avversario. 9 minuti, sponda aerea a tagliare la tre quarti, carambola, tirendi sottile che non riescono a spazzare. Non va troppo per il sottile, è il caso di dirlo l'ex Belpasso Francesco Di Marco che centra la porta con un morbido pallonetto. L'Acicatena infatti dilaga 3 minuti più tardi, D'Aquino libera la tre quarti dopo i vani assalti del Motta. Tamburella imita i compagni nell'occasione del KO di pochi istanti prima. Maurizio Catania si fa trovare pronto allo scatto e in mezzo ai centrali di difesa del Motta sceglie la palombella sotto la traversa e 0-3 Acicatena. Ancora dal piede di D'Aquino nasce l'ultimo squillo di giornata, la firma è ancora di Di Marco, ma è troppo grande l'amarezza per l'ennesimo errore difensivo che vale l'imbarcata in casa Motta. Passivo ingeneroso lo 0-4, ma che certamente non fa una piega di fronte a una squadra che trasforma in oro pochi ma efficaci palloni in tutte le zone nevralgiche del campo. Servono punti al Motta con urgenza e intanto il mercato ci dirà da qui a metà mese i possibili innesti nello scacchiere dell'11 di Giuffrida. Vittoria sonante dunque della Acicatena fuori casa a Motta, un 4-0 che inguaglia sempre di più la squadra allenata da Giuffrida. Sentiamo le interviste proprio al termine di questo incontro, intervistato anche il bomber Ardizzone. Ha preoccupato un po' il fatto che al di là del gol preso nel primo tempo dove c'è stato qualche errore di marcatura perché il giocatore è stato lasciato solo di colpire il numero 6 della Acicatena, anche preoccupante il fatto che nel secondo tempo non siete riusciti a concludere al di là dei gol per come sono maturati poi.
Sì, il problema è stato proprio questo, al di là dell'errore nel primo gol, che l'uomo oltretutto ce l'avevo io, solo che mi hanno fatto un blocco e l'ho perso. Nel secondo tempo non siamo riusciti proprio a reagire, niente, siamo mancati proprio tutti. Senti, adesso c'è Fiumefreddo, potrebbe essere una parentesi positiva per tentare di almeno conquistare 3 punti e allontanare quella scomoda quartultima, quintultima posizione a ridosso dei play-out. Oggi il Fiumefreddo non si è presentato a Villafranca, quindi non sappiamo se si presenterà contro il Motta sabato prossimo e in campo neutro. Poi ci sarà il Mascalucia e poi si chiuderà il girone d'andata. Bisogna lavorare passo passo, sicuramente partita per partita. Sì, sicuramente. Adesso c'è il Fiumefreddo, non sappiamo com'è la situazione a Fiumefreddo, se si presenteranno daranno filo da torcere comunque, anche se hanno questa strana situazione, quindi noi dobbiamo interpretare tutte le partite come le finali ad una, perché se no non usciamo più da questa brutta situazione. Non c'è niente da dire, è una sconfitta meritata, loro sono stati molto più aggressivi, ogni palla decisi, niente da dire, partita sconfitta meritatissima. Queste sono le categorie, questa è la categoria e questo è il modo di giocare come la Cicatena. Ogni palla è deciso, aspettare che l'avversario fa l'errore, perché in queste categorie ci sono gli errori dietro la porta uno dopo l'altro, e poi essere soprattutto atleti, non voglio dire altro. Un problema mentale secondo lei? Non è un problema mentale, è un discorso che la squadra ha avuto un'involuzione, perché quando non ti rendi conto che ci sono dei limiti o sei convinto di essere un protagonista in questi campionati, escono fuori poi i problemi che abbiamo. Pertanto io non sono più d'accordo ad allenare una squadra che si sente protagonisti fuori dal campo e poi nel campo purtroppo non ci rendiamo conto che abbiamo tutti dei limiti, dal sottoscritto all'ultima persona che è in questa società abbiamo dei limiti, e i limiti si sopperiscono con l'applicazione, con la voglia di fare bene. Direttore, ma dobbiamo parlare sempre dello Scordia? No, perché fuori diretta non facciamo altro che parlare di questo Scordia. Chiaramente abbiamo parlato, ma riparleremo proprio nella parte finale. È un amore impressionante quello che c'hai per questo Scordia, quindi mi sembra giusto. Sì. Però in questo caso voglio parlare invece di una bella realtà che è quella della Cicatena. Che ne pensi di questa stagione della Cicatena? Sì, una bella squadra, una bella realtà che si sta comportando bene. Certamente questo Sporting Pedara è lì, tra l'altro ha anche vinto lo scontro diretto recuperato in settimana. Sì, non è da meno. Non è da meno. Sorpresa, però ancora sorpresa. È una sorpresa. È una sorpresa. Però ancora è lunga la strada. Ancora è lunga, anche perché sappiamo tutti che il mercato è esploso, e a tal proposito guardiamoci il servizio sul mercato dell'Aci Sant'Antonio, che milita in questo girone C del campionato di promozione. La riapertura delle liste di trasferimento in questa prima decade di dicembre propone un Aci Sant'Antonio rivisto e corretto nell'organico. Alle partenze di Enzo Battaglia, Angelo Mirabella, Gnammi Lupo, Simone Platania e Antonio Pavone, ai quali la società, tecnico e tifosi porgono i sentiti ringraziamenti per la loro opera svolta con la casacca bianca-azzurra, si bilanciano gli arrivi di Salvo Musumeci, attaccante che giunge dal Carlentini, Ferdinando Garrasi, esterno d'attacco prelevato dal Città di Mister Bianco, Diego Giuffrida, trequartista che arriva dalla Catania San Pio, e Sebi Sardo, difensore, utilizzabile in più ruoli, prelevato dal Via Grande. Mercato comunque non ancora concluso per l'Aci Sant'Antonio, con il possibile arrivo di un importante under che andrà a definire la rosa che poi affronterà la seconda parte di una stagione che potrebbe riservare tante soddisfazioni alla calorosa tifoseria biancazzurra che domani, domenica 2 dicembre alle ore 14:30, sarà come sempre presente sugli spalti del Comunale per incitare la squadra impegnata nel match casalingo valido per la 13ª giornata d'andata contro la Gescal. Mercato dunque esploso, vedremo cosa succederà già dalla prossima partita, dalle prossime partite. In molti chiaramente hanno già lasciato le vecchie società, si stanno già allenando con le nuove e sicuramente li vedremo in campo a partire appunto dalla prossima domenica. Ultimo girone, quello di
appartenenza a due grandissime realtà che sono Ragusa ed Enna. Parliamo del campionato di promozione Girone D. I risultati: Caltagirone batte Atletico Scicli 1-0, rinviata a Don Bosco 2000 Floridia per impraticabilità del campo, 3-2 per l'Enna vittoriosa contro il Megara Augusta, 2-0 del Frigitini con la Barrese, New Modica Ragusa 0-1 per il Ragusa, vittoria a tavolino anche del New Pozzallo con il Caramineo ed infine vittoria del Real Siracusa Belvedere nei confronti dello Sporting Priolo. In testa abbiamo questa accoppiata, anche se attualmente è l'Enna a capitanare la classifica, Enna con 34 punti, Ragusa con 31, Real Siracusa Belvedere 26, 22 per il Caltagirone, 19 per il New Pozzallo, 18 per il Megara Augusta, 16 Floridia Sporting Priolo, 15 per Sporting Eubea, 14 New Modica, 13 Ragusa, anzi RG per essere più esatti, 12 punti per Atletico Scicli, 9 punti per la Don Bosco 2000, 6 punti per il Frigentini, chiude la Barrese con 3 punti. 30 secondi, ma veramente solo 30 per parlare con Alessandro di questa squadra ennese che vola in classifica ed è veramente la squadra più agguerrita nei confronti del caro armato, direi, ragusano. Dopo tanti anni l'Enna si sta facendo finalmente. Era scomparso del tutto. Adesso pare che vogliono riprendere nuovamente le redini, perché l'Enna ce la ricordiamo in Serie D noi. Certo, tra l'altro insomma fanno tanti punti Ragusa ed Enna con il rischio addirittura di non andare neanche ai playoff. Secondo me tutte e due sono le candidate per il salto di categoria. Non so chi vincerà adesso il campionato, perché i punti sono 3, alla fine sai è una partita, puoi sbagliare una partita e ti ritrovi a pari punti. Chiaro. C'è il rischio che non fanno neanche i playoff. In questo momento l'Enna ha una partita in più nei confronti del Ragusa. C'è il rischio che anche fanno i playoff e vanno direttamente alla fase successiva. Ed è probabilmente questa, anche insomma, perché il girone è tagliato troppo dislivello, cioè due squadre di grandissima qualità. Direttore, tra Enna e Ragusa scorre buon sangue, sono due belle realtà, due belle città, perché sono capoluogo di provincia, ci mancano in categorie di grande qualità. Ma credo che il Ragusa però, non lo so, credo che ha qualche marcia in più. Addirittura, quindi valuti che la squadra guidata dal direttore Palma ha qualche chance in più, però l'entusiasmo di Enna è un entusiasmo che può far diventare qualcosa in più anche per la squadra ennese. Sì, perché noi sappiamo che Enna ha una storia, hanno fame di calcio e vogliono ritornare in alto. Parliamo del campionato di prima categoria, uno sguardo veloce ai risultati del girone A. Sottolineiamo a questo punto il risultato più importante, l'Unitas Sciacca che batte la Mazzarese .2 per 3-1. Guardiamo la classifica, in testa l'Unitas Sciacca con 23 punti, ha un po' notevolmente distanziato tutte le altre, Palermo Calcio Popolare 18 con il Città di Cinisi e a 17 punti San Vitolo Capo e Città di Carini con il Fulgatore. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone D, dove abbiamo a questo punto anche un risultato a favore soprattutto del Valdinisi che continua a vincere. Questa è la classifica, questi sono i risultati. Valdinisi che vince sonoramente con la Santa Domenica di vittoria per 5-1, è il risultato molto più importante perché permette alla squadra Valdinisi di continuare ad essere primo in classifica solitario, nona vittoria consecutiva. Guardiamo la classifica, Valdinisi in testa con 27 punti, a seguire il Città di Calatabbiano con 25 che tra l'altro oggi ha vinto fuori casa a Sant'Alessio per 2-1. Su questa partita voglio farvi vedere il servizio della vittoria dell'Atletico, del pareggio tra l'Atletico Messina e la Juvelinia. Nono impegno della regular season di prima categoria per l'Atletico Messina dopo le ultime goleade, quelle infrasettimanale di Coppa sul Monforte e la precedente al Salvuccio Rau sull'Orsa, ospita la Juvenilia con la cieca convinzione di poter fare il risultato pieno ed avvicinare la capolista Valdinisi.
Dirige l'incontro il signor Contraffatto, 9 lunghezze separano in classifica le due formazioni, animate anche da obiettivi diametralmente opposti, l'ambizione del salto di classe per i biancazzurri, il mantenimento della categoria per i rossoneri. Grazie alle solite immagini a cura di Wii Sport abbiamo scoperto tutti i protagonisti di questa sfida, che si apre col primo possesso gestito dai ragazzi Capitan De Tommasi in completo nero. Prima occasione però all'8º di marca biancazzurra che prova a dettar legge in casa, dribbling ubriacante di Libro che lascia sul posto San Filippo, cicca il pallone Bonsignore, arriva però Cenci, si deve immolare un difensore della Juve Emilia per negare il vantaggio dell'Atletico Messina, che ci riprova al 14esimo con Nico Cia dai 20 metri, il suo sinistro dà solo l'illusione del gol. Il mancino del numero 7 biancazzurro risulterà un must di questa gara, da un 7 all'altro dal mancino di Lo Surdo che prova a pescare Privitera in area, ancora Nico Cia ancora allora a sventagliare all'altro lato, trova il tuffo plastico di Calapai, ci mette i guantoni però Ameli. Cambia il parziale al Despa Stadium quando San Filippo sfrutta l'incertezza di Marchese, rientra verso il centro dell'area di rigore, il pallone carambola sui piedi di Migari che trafigge Interdonato per il vantaggio a sorpresa della Juve Emilia al 23esimo, che si porta avanti grazie al gol di Andrea Migari. Risponde dopo un giro di lancette l'Atletico Messina con questo mancino di Nico Cia, pesca dal cilindro un sinistro mirabolante che si spegne all'incrocio dei pali, potente e preciso, non può nulla Meli, trova il pareggio l'Atletico Messina. Dovrà trovare qualche soluzione tattica in questa ripresa mister Naccari, che prova a invertire i propri esterni offensivi quest'oggi Cenci e Libro, quando al 51esimo ci riproverà l'Atletico Messina. Dal solito mancino di Nico Cia era riuscito a svettare Marchese, che colpisce il pallone con l'esterno e il collo destro trovando un legno clamoroso e anche sfortunato Atletico Messina. Gulletta prova a indirizzare per Pagliar, il suo colpo di testa però danza sulla linea di porta, ancora Gulletta dal binario destro, ci prova coi tempi di inserimento giusti Bonanno a spizzare il pallone, non trova però lo specchio della porta difesa da Ameli. Antonio Lo Surdo ci proverà dalla sua mattonella, va sulla barriera, vola Interdonato a negare la gioia al numero 7 di mister Cannao, da riapprezzare a rallenti. Entrambi i gesti tecnici non basterà al portiere però dell'Atletico Messina per mantenere la propria porta inviolata dal corner che ne consegue dallo spigolo dell'area di rigore. Lo Surdo trova la porticina interna della rete per il vantaggio della Juve Emilia, che si riporta avanti al Despar Stadium al 73esimo con questa meraviglia di Anthony Lo Surdo che fa esplodere di gioia i propri dirigenti e tifosi. Sul tentativo di Cenci trova comunque il gol del pari Atletico Messina. Gulletta dal binario destro si avvita Pagliaro, ancora il bomber biancazzurro trova la via della rete e il 2-2 per il suo Atletico Messina. Ancora un'occasione proprio al 90esimo per l'Atletico Messina con Pagliaro che entra in area, atterrato da Privitera. Non c'è nulla per il direttore di gara, sembra piuttosto netto l'atterramento ai danni dell'attaccante dell'Atletico Messina, che non si perde d'animo. Nico Cia ci prova con quest'ultimo pallone in the box, Calapai stoppa meravigliosamente cercando il pallonetto. Proprio sul triplice fischio finale l'Atletico Messina manca l'occasione per portare a casa un'altra vittoria, viene frenata al Despar Stadium dalla Juve Emilia per 2-2. Voglio parlare adesso del girone del campionato di prima categoria. Dalla regia chiedo di mandare i risultati, ma non li voglio neanche leggere, non li voglio neanche valutare. Sottolineo soltanto la vittoria del Palagonia 2-1 in casa del Francofonte. Vi faccio vedere la classifica. Dove appunto il Palagonia è in testa con 25 punti. Rientro in studio perché voglio sottolineare soprattutto un non risultato, la partita tra Aci Bonaccorsi e Nisiana, che è stata sospesa perché è stata sospesa? Perché c'è stata una rissa in campo. Così non va. Direttore, che ne pensi? Questo è l'anticalcio. Questo è l'anticalcio. Condanniamo tutti. Giocatori, dirigenti e società. Dirigenti, società, tutti. E questa cosa ci dispiace perché insomma probabilmente dietro ad una squadra c'è tanto lavoro, indubbiamente, però è anche vero che quando si va in campo la domenica si è dilettanti, e la parola dilettanti va rispettata anche nei confronti di un arbitro che probabilmente è un dilettante pure lui. Ma guarda, a parte lasciamo perdere gli arbitri, il discorso è questo: quando due squadre si affrontano, due società si affrontano,
come fischia l'arbitro, diciamo, inizia la partita. Quello che succede nel campo, si sa, il fallo, la reazione... quello è il calcio. Quello è calcio. Come fischia l'arbitro, la partita è finita, basta. Sono d'accordo. Alessandro, la partita vedeva in quel momento l'Aci Bonaccorso vincere 2-0, ci sono stati i primi scontri fuori dal normale fra i giocatori, poi è esplosa una rissa anche tra i dirigenti, insomma anche l'allenatore della Nisiana, D'Antoni, si è dissociato totalmente e questa cosa è importante perché dà un segnale forte anche a tutto l'ambiente. E allora, queste sono cose, che dispiacciono anche commentarle, diciamo. Infatti non abbiamo commentato neanche i risultati, dobbiamo assolutamente parlare di quello che è successo. Nel 2018 ancora succedono queste cose, questo vale non solo per i dilettanti, attenzione, vale anche per i professionisti. Chiaro. Perché anche da altre parti, come ultimi episodi, la partita della Coppa Libertadores, lì, diciamo, ma lì ci sono tanti interessi, sì, qui però non c'è è anche l'interesse di nessuno. Ma siamo sempre lì, non devono succedere né lì né qui. Chiaro. A maggior ragione qui, perché non ci sono grossi interessi. Il calcio è uno sport. Se io oggi gioco, faccio un fallo a lui, può essere anche mio fratello in campo. Finita la partita, finisce la partita, arrivederci e grazie. Allora, l'arbitro sbagliano i calciatori, sbagliano gli allenatori. L'errore è ammissibile. Certo, però a tutto c'è un limite, quindi io gradirei che la federazione prendesse i suoi giusti e doverosi provvedimenti. Anche perché non è da esempio per i giovani, assolutamente, per i giovani che perché si approcciano a questo sport. Gli scontri non sono nati da una decisione arbitrale specifica, ma tra continui battibecchi tra i tre giocatori, e questa cosa non va. Questa è una cosa che non va. Ha fatto bene D'Antoni a dissociarsi da questa situazione. Assolutamente, siamo d'accordo. Sono con lui. Era giusto parlare di questo girone, ma parlare soprattutto appunto sui fatti successi tra Aci Bonaccorsi e Nisiana. Chiudiamo il campionato di prima categoria con il girone F, grande big match a Noto, questi risultati: l'Avola che vince 3-1 con il Città di Canicattini, sottolineiamo appunto il pareggio tra Noto e Mazzarone 1-1 e vittoria importantissima del Chiaramonte contro la Sanconitana per 3-1. Guardando la classifica appunto vediamo questo Chiaramonte in testa con 22 punti, sorpresa generale, Mazzarone con 21 e poi tutte le altre squadre a seguire. E per quanto riguarda la partita Noto-Mazzarone abbiamo anche delle immagini bellissime realizzate dal nostro inviato Alessandro Bellanic. Queste sono immagini che fanno capire che il calcio è anche questo, c'è la sportività tra due squadre che erano altissime in classifica, che hanno giocato sino all'ultimo. Ci sono stati 2 rigori che hanno in un certo senso determinato il risultato finale, ma da questo non è nato nessuna rissa, perché il calcio ci sta in questa maniera, no? Il dilettantismo deve vivere in questa maniera. Che ne pensi, Aldo? Tra l'altro Noto, sappiamo tutti, è una grandissima e straordinaria realtà. Sì, come Noto, come altre squadre, come Scordia stesso, altre squadre hanno una storia, eccellenza, Serie D, che spero che ritornino di nuovo ai fasti di prima. Quello che abbiamo visto era il rigore a favore del Noto, poi a seguire c'è stato quest'altro scontro e l'arbitro ha decretato il calcio di rigore, il pareggio del Mazzarone. Mazzarone che è partito alla grande, Alessandro, sì. Nessuno pensava che un'altra squadra... sorpresa, adesso si trova a lottare per vincere il campionato. È vero, anche se in questo momento in testa c'è il Chiaramonte. A differenza di un punto, penso. Sì, è molto stretta la classifica, 22-21, è vero. Lasciamo queste immagini perché adesso abbiamo le interviste realizzate nel post gara con il mister del Noto, il mister anche del Mazzarone e anche del portiere del Noto. È stata una bella partita, 2 ottime squadre che hanno cercato di vincere la gara fino alla fine. Tutte e due non ci siamo accontentati del pareggio, quindi c'erano questi capovolgimenti di fronte da ambo le parti. Loro sono una grossa squadra, noi però abbiamo avuto anche le nostre occasioni con Campisi sul finire della gara, abbiamo avuto 2 occasioni
dove potevamo fare male. Loro hanno avuto anche le loro ottime occasioni da gol nel secondo tempo, anche se sono scaturite da tiri da lontano, calcio da fermo, e devo dire che il nostro portiere si è fatto trovare prontissimo. Noi siamo un'ottima squadra, quindi non abbiamo da invidiare nulla a nessuno delle squadre che sono davanti a noi. Complimenti ai miei che, anche accusando la stanchezza dovuta alla gara di mercoledì e non potendo fare dei cambi, hanno tenuto fino alla fine testa a una grandissima squadra. Pareggio giusto, diciamo che magari alla vigilia poteva starci il pareggio, perché rispetto alla squadra che abbiamo incontrato, una buona squadra, ben messa in campo devo dire, però il pareggio sinceramente mi sta un po' stretto, anche se devo dire che per darsi 2 rigori forse non c'erano nessuno dei due a mio modo di vedere, però è pure vero che all'ultimo c'era un rigore clamoroso, netto, che secondo me perché ha voluto compensare, non lo so, però sinceramente, se devo dire la verità, ai punti forse avremmo meritato di vincere noi. Sì, è stata una bella partita, occasioni sia per noi sia per loro, alla fine ha vinto lo sport perché è stata una grandissima partita e siamo felici perché abbiamo incontrato una fortissima squadra con giocatori di altre categorie e abbiamo raggiunto il pareggio. Io credo che di più è stata la nostra mentalità, perché siccome siamo una squadra molto giovane alcune volte sbagliamo l'approccio, ma oggi gli stimoli sono venuti da soli, visto che abbiamo incontrato il Mazzarrone prima in classifica in battuta e abbiamo raggiunto questo pareggio che forse ci sta pure stretto. Ringraziamo Alessandro Bellanic per quanto riguarda insomma, le interviste e le immagini su questo big match tra Noto e Mazzarrone. Chiudiamo la puntata odierna di penalty e facciamo un passo indietro perché parliamo del Città di Scordia, no? Insomma, per la gioia anche del nostro ospite. Città di Scordia che si sta preparando, da quello che hai già detto nella parte iniziale della nostra trasmissione, all'innesto di qualche giocatore, tenendo presente che comunque l'ossatura rimane, no? Sì, a parte, sì, certo. Gambino che è andato via, l'attaccante. Sì, Gambino è andato via per motivi di lavoro. Sì. L'ossatura rimane naturalmente perché la scocca è quella, diciamo, vincente. Anche perché cambiare adesso non mi sembra proprio il caso, perché poi bisogna resettare troppo, no? Assolutamente è sbagliato cambiare completamente una squadra. Ci saranno degli innesti sicuramente. Sintonia piena con il mister? 3. Sì, Natale Serafino è un grande. Che conosce bene Scordia, tra l'altro. Certo, lui è di casa, un grande e ottimo allenatore, motivato e motivatore nello stesso tempo. Allora, che secondo hai un sogno me... tu personale con questa società? Il mio sogno? Il tuo sogno personale? Il mio sogno è fare playoff, sono 2 veramente, e vincere la Coppa Italia. Ah, è vero, perché in Coppa Italia insomma c'è la possibilità di allungare di più e quindi tentare l'aggancio alla categoria superiore, certamente con un cammino molto più lungo, però sì. Mai dire mai. Mai dire mai. Già il vincere la Coppa Italia, diciamo, regionale sarebbe già un buon punto obiettivo. Chiaro. Si parla... Ci dicono che abbiamo fatto già un risultato storico. Eliminando il Camaro. Sì, eliminando il Camaro e arrivando in semifinale. Però personalmente parlando, cioè arrivando in semifinale, io dalle semifinali non ti puoi tirare più indietro, né tu né tantomeno la squadra. Bene, allora ti auguriamo un in bocca al lupo particolare, coscienti un po' tutti che questa Scordia deve ancora dire la sua in questo girone B del campionato d'eccellenza. Sì, diciamo dobbiamo dire la nostra ancora, ci tengo a puntualizzare con 1/3 del budget delle squadre blasonate, con 1/3, ogni domenica diremo la nostra contro tutto e tutti. E siamo sicuri che i risultati arriveranno sicuramente dalla vostra. Salutiamo anche Alessandro Marino. Grazie. Che ha abbandonato il calcio dilettantistico, però adesso allena i giovani e qui ti invidio perché è meraviglioso allenare i ragazzini. Junior Catania. Sì,
sono tornato dopo una decina d'anni circa. Hai fatto anche la rappresentativa negli anni passati, sì. Quindi conosci il mondo dei giovani. Sì, anche se le generazioni sono un po' diverse. Assolutamente diverse. Però tutto sommato ho due gruppi di lavoro, un gruppo di 2004 che fa il campionato regionale e un gruppo di 2005 che fa quello provinciale. Benissimo, però rimani sempre un profondo conoscitore di queste realtà dilettantistiche, troppe conoscenze per pensare di non seguire anche amici che giocano. Questo sicuramente, quello non mancherà. È vero, grazie ad Alessandro Marino. Chiudiamo dunque questa puntata numero 5 di Penalty. Vi voglio ricordare che seguirete in replica questa puntata anche lunedì a partire dalle ore 23:30, il martedì alle 20 e anche il mercoledì alle 13, sempre sul canale di Gold 78, canale 78 appunto del digitale terrestre. Un saluto va anche agli amici di Persona TV, canale 114 per tutta la costa ionica. Ringrazio regia come al solito Andrea Salerno, con la collaborazione tecnica anche di Roberto Di Marco. Che dirvi? Vi lasciamo con un mito del calcio mondiale, Zico. Grazie ancora e appuntamento con Penalty la prossima settimana a partire dalle ore 18:30 in diretta qui su Gold 78.